Sardine in scatola, Pardoni in piazza Matteotti a Vicenza nel primo fine settimana del vero shopping natalizio in città e con i negozianti non poco preoccupati per un centro storico che si preannuncia blindato. Deviata una linea di bus alla numero 10, sospesa la fermata in corso Palladio. Sardine in scatola come un orologio, tic tac, il tempo scandisce la vita dell'ennesimo movimento che parte dal basso. In passato c'erano stati i girotondi e poi i 5 Stelle. Oggi sono loro a stringersi nella piazza come sardine, appunto, al grido di no al sovranismo, al populismo, ai toni aggressivi della politica e al clima divisivo. Anche se alla fine lo scendere in piazza è anche un po' schierarsi contro, di fatto dividendo, identificando un nemico, la Lega. Di solito le manifestazioni di piazza si fanno contro il governo, in questo caso si sentono di fare una manifestazione contro l'opposizione. Ora la Lega non è al governo, vorrei ricordarlo anche a tutte queste persone. Ovviamente c'è la libertà di associazione, c'è la libertà di manifestazione, ognuno può dire la sua. Sardine in piazza per scuotere la politica, compresa quella del centro-sinistra che sta a bordonave con occhi da buon padre di famiglia e le guarda sciamare in attesa che il sussulto di politica civile faccia il suo corso. È un movimento che va semplicemente rispettato. I partiti stiano 3 passi indietro, perché ogni volta che si riempiono le piazze e magari ci sono anche tanti giovani, sono un elemento positivo, no? Sono un elemento di speranza.